Anche la Valle dei Templi di Agrigento sarà protagonista in occasione del prossimo Giro d'Italia 2020. Si andrà dalla Valle dei Templi fino all'Etna. Il Giro d'Italia edizione 2020 post-virus Covid-19 partirà infatti dalla nostra isola. Saltata la partenza da Budapest in Ungheria, vista l'emergenza del Covid-19, la corsa scatterà da Monreale il prossimo 3 ottobre. Ufficializzate infatti le prime 4 tappe di 500 km suddivisi in 4 giorni. La prima sarà una cronometro individuale di 15 km circa che partirà davanti al Duomo della cittadina siciliana per concludersi a Palermo. Il giorno dopo tappa per velocisti che va da Alcamo e arriva nella suggestiva Valle dei Templi della nostra città. Nella terza tappa primi assaggi di salite con l'arrivo sull'Etna a Piano Provenzano a quota 1800 metri, quindi il 6 ottobre la quarta tappa da Catania, l'ultima in Sicilia che nei piani originali avrebbe dovuto ospitare invece la quarta, la quinta e la sesta frazione. Arrivo a Messina dove la carovana si sposterà sulla terraferma. Il giorno dopo la frazione non facilissima in Calabria da Mileto a Camigliatello Silano. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della regione Nello Musumeci e dall'assessore allo sport Maglio Messina, che hanno voluto con decisione che il giro partisse da Monreale d'intesa con l'organizzazione, una scelta consapevole del governo regionale nei confronti della quale la città è grata. Un'attenzione e una sensibilità continua per il nostro territorio che in questa circostanza ci regalerà un appuntamento con la storia. Saltata quindi la partenza dall'estero, il governo ha valutato che la scelta migliore per promuovere l'avvio del giro fosse Monreale, quindi Agrigento, la Valle dei Templi, vetrine naturali del nostro fascino siciliano, un evento eccezionale che avrà sicuramente ricadute sulla capacità attrattiva del nostro territorio da un punto di vista turistico.